Sono dotato di vari dispositivi finali, come pinze, ventose e una mano umanoide, che mi permettono di afferrare diversi oggetti e di replicare i gesti umani. Arrivato a Treviso per una dimostrazione pratica sull'intelligenza artificiale agli imprenditori Confindustria Veneto Est, Roby è il primo robot umanoide cognitivo certificato per operare in fabbrica. Con quasi 60 applicazioni già attive nelle imprese del nostro paese, questo robot si sta dimostrando un alleato prezioso per affrontare le attività più faticose, ripetitive e pericolose per gli esseri umani. Robì è destinato a quei processi produttivi che implicano per l'uomo dei rischi salute fisica e salute mentale. Può fare quelle fasi lavorative per permettere all'uomo di non correre il proprio rischio salute lavorando 8 ore al giorno e facendo il suo mestiere. Ad oggi dove è stato richiesto? Oggi è presente in aziende di manifattura meccanica, di manifattura plastica, processi di verniciatura e aziende chimiche. In futuro lo potremo trovare anche negli ospedali? Noi abbiamo già iniziato un percorso di sperimentazione con Fondazione Santa Lucia a Roma, proprio per portare questa macchina a diventare strumento di terapia neuroriabilitativa per i pazienti con l'ictus. Quindi eseguirà con i pazienti con l'ictus esercizi lessicali e esercizi motori. Il mio scopo è assistere e collaborare con gli umani, non sostituirli. Sono progettato per svolgere compiti pericolosi e rischiosi, ma do sempre la priorità alla sicurezza e al benessere degli umani. La denatalità e la scarsità di personale disponibile stanno mettendo a dura prova le imprese, soprattutto in settori con lavori usuranti. I robot possono offrire un aiuto prezioso, diventando una risorsa fondamentale per affrontare questa sfida e garantire la continuità produttiva. Conferri da qui al 2030 prevede la mancanza di operatori per 85 milioni di posizioni nell'industria. Giustamente ci sono due temi su questo. Il primo è quello demografico, dove chiaramente c'è un grosso calo, ma il tema più rilevante è che il rapporto col proprio lavoro sta cambiando. Oggi le persone non sono più disposte a sacrificare la qualità della propria vita per il lavoro.